Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con 7 in punto. Avete visto, abbiamo un titolo che è tutto un programma. Dura la vita in tempi di Covid. Finora ne abbiamo solo parlato, ne abbiamo accennato, abbiamo ascoltato le valutazioni. Adesso abbiamo questa mattina un ospite che ci viene proprio a raccontare come è difficile la vita per chi fa un mestiere come il suo. Parliamo di un attore, uno speaker radiofonico, un cantante con tantissime esperienze artistiche e anche con un bel curriculum alle spalle, ma che ovviamente soffre come hanno sofferto e stiamo soffrendo questa crisi pandemica. È per questo che ringraziamo di essere con noi e andiamo a salutare Ivan Ricci. Buongiorno a te, Ivan. Buongiorno a te, Roberto, ciao a tutti da casa. No, ti correggo subito, però cantante io sotto la doccia, se vuoi, in macchina, qualcosa ceno ogni tanto. Scusaci, cantante. No, è cantante, no, per vie molto private, diciamo, cantante. Niente, grazie di avermi invitato qui, Roberto. Grazie a te di essere con noi. Noi vorremmo partire dalla tua esperienza, quella sì. di attore ne parleremo tra poco, ma intanto diciamo quello che tu hai fatto con più continuità negli ultimi tempi, o meglio, Covid permettendo, cioè parliamo di radio, di web radio. Sì. La radio è quella che mi ha permesso un po' di più di essere comunque ancora un po', no, al centro dell'attenzione, ma di fare il mio lavoro, insomma. Adesso sto lavorando in una web radio che si chiama Yes Radio, anzi saluto Matteo che è il proprietario e tutti i miei colleghi. Siamo una web radio, abbiamo una sede a San Donà di Piave, però abbiamo diciamo tantissime persone che ci ascoltano e ci siamo stupiti anche di questo perché un po' i dati Istat, sai, quelli ufficiali degli ascoltatori li scopri quasi sempre in diretta. Certo. Poi quando li scopri ti viene un colpo al cuore e devi continuare a fare la puntata, non è sempre facile. In senso buono? In senso positivo sì, perché dall'oggi non posso dare dei dati proprio certi, però siamo ai più dei 2 milioni. Caspita. E quindi siamo la prima radio del nord-est a livello di ascolti, è una web radio, quindi si scarica l'app semplicemente, te l'ascolti o sul computer, sul sito di www.yesradiodance.com oppure da telefonino, da tablet. Tra un po' arriverà anche la DAB Radio, questa famosa DAB Radio, e chi più ne ha più ne mette, insomma, siamo felici lì. E la radio ti dà una possibilità anche, non hai il diretto contatto con il pubblico, che è quello che un po' manca, a meno che è un po' mancato in questi mesi, ma che ho riacquistato sabato scorso, tra l'altro qui vicino, però ti dà la possibilità di esprimerti. No, questo è importantissimo. Teatro, appunto, ecco, dopo arriveremo anche a quella che è stata un'attività che ha segnato un po', in senso positivo sempre, certo, la vita di Ivan. Ivan, tu lo hai spiegato, yesradiodance.com, no? Esatto, poi nell'app invece è chiamata proprio Yes Radio, siamo quell'app che trovate su Google Play o su qualsiasi, anche su iOS, sia per iOS che per Android, è quell'icona giallo-nera con la scritta Yes Radio, siamo noi. Siete voi. Esatto. Come hai vissuto questi mesi difficili per tutti? Allora, da una parte, sai, a gennaio, eravamo a gennaio-febbraio dove io avevo già la lista dei miei impegni, dei miei spettacoli, dei miei eventi che poi si sono cancellati praticamente da febbraio. Cancellati completamente tutti per un 4-5 mesi, compresa anche la possibilità di fare radio, perché noi abbiamo provato a continuare fino a marzo, ma poi è arrivato un altro decreto in cui non potevi stare in più di 2 persone, un regista, uno sei tu, se hai anche un'altra persona, non puoi fare nulla, e quindi chi aveva una struttura da casa continuava, chi non ce l'aveva fermato completamente, mi sono fermato fino a giugno. Tra l'altro ero appena andato a convivere con la mia ragazza, quindi eravamo in un appartamento di 50 metri quadrati, a farla grande, e 2 o 3 mesi dentro è dura. È dura. Sì. È dura, poi senti nelle vene che hai l'istinto, ti manca far spettacolo, ti manca intrattenere, che è una cosa impossibile. Non ho ceduto a TikTok, non ho ceduto a TikTok, ho imparato adesso ad usare un po' di più Instagram, diciamo.
e però le ho sempre schivate, ma so che non durerà tanto, perché adesso sta diventando un po'... si sta trasformando in smart work anche il fare spettacolo. Anche i social hanno un ruolo importante. Sì, devi pur campare, adesso c'è, ahimè, sto TikTok, ma c'è Instagram, c'è YouTube, ci sono le dirette su Facebook, che adesso ti permettono di fare spettacolo in realtà. Poi il guadagno è tutta un'altra cosa. Certo. Sai che noi facciamo spettacoli, non lo facciamo per vocazione, lo facciamo insomma per pagarmi la benzina, piuttosto che un affitto, piuttosto che comunque la vita in generale, è un lavoro. Un lavoro dove poi rilasci anche delle fatture e paghi anche delle tasse, insomma. Sì, che sono anche tasse abbastanza sostanziose. No? Sì, che è un po' quello che un po' la gente ha sottovalutato. Io, vabbè, non voglio far polemica qui, no, però... Sai, parla un premier, non senti alcun tipo di discorso su quel che riguarda il tuo campo e dici, ok, allora no, non me lo riconosci nemmeno più come un lavoro. No, Ivan, perché sai, un premier, o questa classe politica non capisce che dietro un Ivan Ricci c'è la persona che cura questo aspetto, quell'altro, il regista. Ma per dirti, io ho fatto anche l'attore... sulle opere liriche, ci usano come collante, diciamo. Ecco perché mi veniva in mente di te come cantante, perché ti collegavo alla lirica. Se ti canto lirico probabilmente prendi paura, no, io faccio l'attore che è praticamente quel collante tra l'attore lirico, la scena con le comparse e tu sei, sulle opere, vengono usati, una volta erano delle figurazioni, adesso hai un ruolo ben preciso, delle prove precise da fare. E per dirti, su un ambiente del genere, se magari in 6 cantanti, 4 attori, hai 20 coristi e dietro hai una novantina tra tecnici, tra costumisti, truccatori, hai almeno altre 90 persone che lavorano dietro. Sono 90 bocche che avranno ancora l'abitudine di mangiare un teatro fermo ne hai fermate 100-110, senza contare la sicurezza, la segreteria e chi più ne ha più ne metta. Cioè fermi 100-110 persone a teatro. Metti che 90 di questi abbiano anche una moglie, dei figli. Sì, insomma, questa è opera lirica, magari nel teatro ce ne sono di meno, nella prosa ce ne sono sicuramente di meno come persone, però comunque fermi 20 persone. Fermi 30 persone, fatti 2 calcoli, danno non è poco. Ma la consapevolezza che non hanno i nostri decisori è quella che anche un ambito come quello dello spettacolo, in cui c'è un'interazione tra le persone, può comunque rispettare dei termini di sicurezza. Cioè voglio dire, non è che tu per forza di cose debba andare a toccare il tuo interlocutore. Ma certo che sì, poi... dipende, qualche cosa non puoi più farla. Il bacio mozzafiato dei 2 innamorati, anche se in teatro tante volte una delle regole è proprio quella di non toccarsi, perché c'era una vita in mezzo. Però magari qualche commedia moderna lo richiede il bacio, richiede qualcosa, quelle non le fai. Io ho rifatto uno spettacolo sabato che non facevamo da un po' di mesi, nelle prove però le abbiamo provate stando al distanziamento che ci avevano richiesto, quindi era possibile farlo. Ci sono i posti, però come tu entri in un autobus con la mascherina, probabilmente potresti pure andare in teatro con la mascherina su, senza dover saltare 8.000 posti. Ripeto, non sono un virologo, non voglio esserlo, non sono un medico, quindi devo ancora capirci. Però sai, il buon senso non è che abbia le qualifiche. Però obiettivamente non la vedo poi così impossibile come cosa da attuare, insomma, come provvedimento da attuare in teatro. E in realtà la mascherina, ti misuri la febbre prima e tutto quanto, insomma. Potresti riuscire a fare le cose. Ivan, tu hai un teatro, mettiamo, di 300 persone di capienza massima. Sì. Lo riduci di un terzo, 100 persone, esatto. Con l'incasso di quelle 100 persone non paghi neanche... Esatto, ma è quello il problema, perché poi la gente a questo non ci pensa. Ma non è che se magari lo spettacolo è gratuito per chi lo va a vedere, perché magari è stato pagato dal comune, è stato pagato magari dal teatro stesso... Sì.
ma lo spettacolo si paga, quindi ha un costo già il teatro, lo spettacolo. Hanno un costo le luci, ha un costo un tecnico audio, ha costo le 2 persone, 3 che staranno in biglietteria, quello che ti strapperà il biglietto, quello che farà le pulizie dopo. È tutto un costo. Andare a ridurre così tanto la capienza dei teatri, veramente tante volte, se fai 2 calcoli con i soldi che ha guadagnato il teatro, non riesci nemmeno a pagare nel completo lo spettacolo. Cioè fanno fatica grandi istituzioni. Sì, riesci, se metti i biglietti a 100-150 euro l'uno, allora forse riesci a pagarti lo spettacolo. Voglio vedere chi ci va, insomma, con quei prezzi, esatto. magari anche col più acclamato degli attori. Sono costato come l'entrata di Gardaland a volte, ho preso paura di questo. Ho preso paura per il biglietto. Per il biglietto, del costo del biglietto io non lo sapevo, ho detto, cavolacci. Ecco sì. Dico tante parolacce in radio, non le dirò qui, promesso. Vabbè, Promesso che non le dico. Una certa censura, ma diciamo... Sì, avete il beep, quello classico che posso... Sì, okay. Ogni tanto lo si può utilizzare, insomma, può scappare un'espressione colorita, anche perché purtroppo di questi tempi sono più le imprecazioni quelle che ci vengono spontanee. Purtroppo sì, però vabbè, si lavora comunque, sai... Penso che un attore comunque in questo periodo si sia preparato tantissimi di quei monologhi, di quelle scene e non vedrà l'ora poi di rifarlo quando si potrà. Comunque ti crei comunque un bagaglio. Sì, indubbiamente. Diciamo che è un'esperienza formativa anche questa. Insomma, sì. E poi tante volte ti reinventi, perché ho visto anche tanti colleghi che hanno detto guarda, io prima di fare l'attore facevo il cameriere, ho visto questo, no ma... È la cruda realtà. Ho visto che non c'era prospettiva di fare uno spettacolo per 4-5 mesi, ma magari ho un mutuo da pagare e torno a fare il cameriere. Appunto. Sono stati tanti. Io ho imparato una cosa nuova, che è una cosa, anzi poi ringrazierò chi mi ha dato la possibilità di imparare, perché bisogna dire certe cose. Io ho visto che ero fermo per qualche mese, ho detto cosa faccio? Ne approfitto per imparare un lavoro che mi piaceva, che mi è sempre piaciuto, ma che poi per tournée, per la vita appunto da teatrante non ho mai potuto fare, che è l'agente immobiliare. Io devo ringraziare l'agenzia Season Re di Caorle per questa possibilità, per imparare un altro mestiere. Che è un mestiere comunque non facile, perché di questi tempi... No, non è facile, però a me appassionava. Io ho studiato da geometra, poi il geometra non l'ho fatto manco per 5 minuti della mia vita, però insomma, la curiosità c'era e questa agenzia mi ha dato modo di provare, di capire come si fa. Beh, a parte che il valore immobiliare per noi italiani ha un significato molto importante, per cui insomma... Poi vabbè, ti dà gli orari per poter andare a fare le prove, andare a fare gli spettacoli, sì, per quando arriveranno insomma. Vogliamo rivelare, si fa per dire, l'Ivan Ricci che opera come attore anche in ambiti di un certo livello, perché tu hai avuto a che fare con attori acclamatissimi anche di Hollywood. Sì, la prima esperienza che ho avuto non ero ancora un attore, anzi è quella che mi ha dato là per dire studio, vado in una scuola di teatro, mi faccio sedere però imparo un'arte. Io ho iniziato come comparsa, l'ho iniziata così per caso, con 007 Casino Royale, il primo di Daniel Craig, dove Daniel Craig l'ho visto più volte, insomma, fare le scene. Quella è stata la prima esperienza, però da comparsa ti fai 30 ore, io contento, porto al cinema i miei genitori, cavolo sono su 007, è bellissimo, al cinema non sono riuscito a vedermi, con 30 ore di girato, in DVD ho dei frammenti di secondi dove sono riuscito a beccarmi un po' di più. No, la soddisfazione diciamo con il cinema è arrivata l'anno scorso, perché mi chiama la redazione di Paolo Sorrentino, ero stato scelto per una figurazione speciale, si chiama, quello è l'attore che non ha il ruolo ma hai un po' di battute dentro. Non potevo aspirare a troppo, perché è girato in inglese, perché comunque
scelgono appunto magari attori d'oltreoceano quando c'è da parlare inglese, non scelgono gli italiani, almeno poche volte, perché altrimenti tu hai quell'accento che non si avvicina troppo e quant'altro. E ho fatto The New Pope, dove ho messo piede sul set. Io non sapevo neanche di essere una figurazione speciale, pensavo di essere una comparsa, però sai, curiosità di vedere un po' il set di quel telefilm c'era, allora ho accettato subito e mi sono ritrovato con Paolo Sorrentino che mi dava indicazioni, a me è un altro gruppetto, ma è venuto direttamente lui, siamo passati in mezzo a 800 comparse. Appena tolto Sorrentino dalle indicazioni, John Malkovich a questa distanza. John Malkovich. Le prime scene le abbiamo fatte con lui ed è stato incredibile. John Malkovich, sì, per chi non lo conoscesse nello specifico, è una personalità più che un attore. No? Sì, hanno fatto anche un film nella mente di John Malkovich, se non sbaglio. Sì. Comunque niente, Ivan fa la comparsa e poi decide di fare teatro. Da lì 2 anni e mezzo di corso e poi i primi spettacoli dopo 2 o 3 mesi, e la parte diciamo professionale dove venivo anche chiamato in compagnie per recitare dopo 3 anni. Sono 15 anni che lo faccio, perché ho iniziato che non avevo neanche 18 anni, adesso vado per i 34, sono 15 anni di palchi, insomma. Beh, hai conosciuto un mondo, crediamo che non sia anche facile e che serve a formare l'individuo, perché ovviamente è un mondo fatto magari di antagonismo, di competizione. Non è facile, ti dico, l'arte è il sacrificio. Che se ne dica, sì. Sì, l'arte è il sacrificio, sai che non esiste il tuo compleanno, non esistono feste, non esiste nulla, tu venerdì, sabato, domenica o il mercoledì e giovedì hai spettacolo, vai a farlo, stop. Hai la febbre, bene, adesso ti fermano, quando non esisteva questo periodo, tu con 1, 2, 3 linee di febbre andavi a fare spettacolo, come un grande, anche di più. Tentavi di non essere ammalato, facevi finta di non esserlo. Ti prendevi la tua aspirina e speravi bene, incrociavi le dita. Sì, sperando che non ti salisse la febbre a 40 dopo appunto. il primo atto, insomma lo facevi. Beh, una volta mi è successo, ma mi è salita quando mai avevo finito lo spettacolo, quindi... Ah, per cui terminata anche la tensione quando esatto, cala... e mi ha salvato, ma lì in quell'episodio mi ha salvato il teatro, perché non ero più Ivan, ero un altro personaggio, era un'altra persona e la febbre, ti giuro, io ho iniziato a sentirla quando mi sono staccato dal personaggio che stavo interpretando. Quindi a un certo punto di vista mi ha anche salvaguardato. Ivan, secondo noi hai detto una cosa molto importante, cioè tu adesso giustamente devi mangiare, hai trovato un'attività, una professione, però una professione che ti dà modo di continuare a coltivare quella che è la tua principale aspirazione, di fare l'attore. Poi adesso i tempi per fare l'attore sono un po' più dilatati, un po' più di tempo libero, diciamo, in questi mesi. Però sì, tenti sempre di trovare quella cosa che poi ti permetta di essere libero la sera per andare a fare le prove, eventualmente libero il fine settimana per andare a fare gli spettacoli. Poi tempi addietro facevo solo l'attore, quindi non c'erano di questi problemi. Nella mia vita tanto mi ha salvato anche la parte estiva, perché tante volte magari d'estate i teatri chiudono, quindi gli spettacoli estivi non sono tantissimi, almeno in alcuni casi. Sì. Per dirti, per un anno sono arrivato a fare un record con una compagnia di Sanola di Piave, però nel circuito professionale, abbiamo fatto 110 spettacoli in manco 3 mesi, quindi quando ti capitano quelle cose lì va benissimo. Se no d'estate non ne avevi pochi, allora ho fatto un brevetto di salvataggio a 15 anni, ho fatto anche il bagnino di spiaggia, io ho fatto salvataggio per anni. Per cui insomma hai vissuto una serie di esperienze che... Poi dormivi 3 ore di notte, però le facevi, perché magari facevi quello, poi tiravi via costume, andavi a fare spettacolo, sperando che fosse anche vicino a casa o vicino a dove abitavi, insomma. Senti Ivan, è vero che tante volte si dice per fare l'attore devi andare per forza a Roma, però tu hai trovato, come dire, una patria anche in una Venezia. Sì, non necessariamente, anzi... Venezia
In questo periodo, che è il periodo più difficile, ha ben 5 film da girare. 5 film che si gireranno a Venezia, che non sono pochi in questo periodo. Durante l'anno magari ne hai addirittura una decina. Il Teatro Veneto ti dà da mangiare. Il Teatro Veneto puoi avere spettacoli anche tutte le settimane, anche 2 o 3 spettacoli a settimana ce li hai. Teatri sono tantissimi. No, il Veneto è pieno per chi fa teatro. Anzi, hai anche la patria della commedia dell'arte. Sì. Per fortuna. Per fortuna. Sì, poi i francesi la rivendicano, ma abbiamo visto come il Monte Bianco e vediamo come finisce. Sì, infatti. Tenetevi la vostra parte, francesi, noi ci teniamo la nostra e che non me ne voglia, appunto. Mi chiamano in Parlamento, secondo te, poi? Ma chi lo sa, c'è una possibilità. No. Ma sai, è comunque una soluzione che, vabbè, insomma. Però per dirti, è patria della commedia dell'arte. Poi, vuoi fare la modella? Bene, magari vai a Milano, perché ci sono più agenzie lì. È vero, vuoi fare cinema, tante volte dovresti andare giù a Roma, però io ho visto che in un'oretta ci sono, in un'oretta di treno, bene o male, ci sono. Non è la prima volta che faccio Roma in una giornata, perché magari vado lì a lavorare 5 ore, sveglia presto la mattina e quindi ritorna al sacrificio, che l'arte è sacrificio, ti svegli presto la mattina, vai lì, arrivi a Roma, prendi un taxi, vai dove devi girare, giri 5 ore, poi riprendi il tuo bel treno e torni a casa. Oppure ti fermi lì, però adesso abbiamo treni, abbiamo aerei che girano, andare a trasferirsi in città grandi per poter fare TV o teatro, anche no. Cioè, sì, capisco. Puoi anche evitarlo, magari non trasferirti, magari devi fermarti 2 giorni, per carità, sì, però non c'è più quella necessità, anche per il fatto che adesso c'è un YouTube, c'è un Instagram che ti fa lavorare da casa. Sì, diciamo che la tecnologia, la connessione ha aiutato molto insomma, a ridurre il mondo proprio. Sì. Beh, saluti alla popolazione in questo momento di Covid, l'abbiamo fatta tutti col telefonino in mano, con dei video. Sì. Anzi, addirittura so di un progetto dello Stabile del Veneto, se non sbaglio, appunto, e sta facendo uno spettacolo da vederti in TV, da vedere sul canale dello Stabile. Sì, è vero, lo Stabile si è molto applicato in queste risorse tecnologiche anche per tutta la stagione del Covid. Che poi vedi, la cosa che ti inquieta un po' è che quando sembrava che stessimo uscendo, sapendo che l'autunno comunque avrebbe riservato qualche sorpresina, improvvisamente si sta riazzerando tutto. Già. Anche tanti sacrifici. Poi se sei di un'idea contraria sei un complottista, quindi non dirò nulla che non sia quello che ha detto il nostro premier l'altra sera, che sai... Che poi è andato dall'Ikea, lo sai, col figlio a prendere la camera dall'Ikea, lo sai tu questo? No, questo non lo sapevo. Ci volevo fare la trasmissione del sabato. Io. Perché tu sei anche un imitatore. Ci provo, me ne sono convinto di esserlo, poi sai, nel riuscire non sempre, tipo aspetta. E che sai che se non fai è il bravo e ti tiro un cassotto. Un cassotto. Questo dovrebbe essere Vasco. Sua Santità Papa Bergoglio che ti tira il cassotto, sai? Giusto, il cassotto perché essendo argentino. Stai attento, difatti è il Covid è scoppiato per lo stratone, lo schiaffo sulla mano. Quella sfavorosa situazione. Che ho dato all'asiatica e quando mi ha tirato è la tonica, è la tonaca, hai capito? Ho detto che gli ha fatto anche male. Sì, gli ha fatto malissimo, ma vedi che poi è scoppiato tutto il caso, è il colpo di coda dello schiaffo di Bergoglio quello. Poco da fare. No, vabbè, la situazione è un po' incapibile, ne sapranno di più chi lo sta studiando, insomma, Però virus. Tu sei la dimostrazione vivente, anche per tutte le esperienze che hai vissuto, che a questo mondo, anche di fronte alle emergenze come può essere questa pandemia, non ti sei mai perso d'animo. No, assolutamente, devi reinventarti, è la parola del 2020. Bisogna reinventarsi e non ce n'è, non ce n'è, bisogna far così, sperando sempre di insomma tornare sui palchi, tornare ad esibirsi, tornare a lavorare.
Certo che stante la situazione attuale, Sì. cioè, anche diciamo, i tuoi programmi sono ridotti, nel senso Sì. magari Guarda, avevo allestimenti a teatro. Allestimenti a teatro, avevo un grandissimo concerto con un grande cantante che non pronuncia la S, anzi invece della S dice la F, insomma, i faffi nelle scarpe, insomma. Avevamo tanti progetti, c'era anche un inizio di un film da girare che poi però si è bloccato, non posso dire nomi perché non posso fare nomi adesso, e dire titoli, però c'era anche questo, si è bloccato tutto, ma speriamo ritorni. C'è anche, io adesso dentro di me ho anche la speranza di girare un altro, con un ruolo importante, perché sarei protagonista di una sorta di trilogia che magari arriverà un prossimo anno, però dovrebbe arrivare, quindi insomma un po' di speranza c'è. Si campa sognando, io sono un eterno sognatore, mi salvo per questo. Sei un sognatore anche concreto, voglio dire. Strano che chi decide, ritorniamo sempre al solito discorso, non capisca che la cultura, l'intrattenimento in questi momenti possono aiutare, per carità, significa assembramento, significa riunione di tante persone, ma significa anche, diciamo, avere un veicolo non di fuga, ma anche proprio di pensare qualcosa di positivo. Perché... Sì, poi tu mi costringi a fare discorsi politici che sai che per noi artisti non possiamo farli. Quindi carità. Io non ti dirò mai che invece di 400 esperti potevano chiamare un esperto per ogni settore e magari tentare di risolverla così. Non te lo dirò mai perché non si parla di politica. No. Okay. No, indubbiamente. Viviamo in un mondo che tende a complicare le cose più che a semplificarle. La fortuna ce l'hai tu che sei qui in TV. Sì, è vero. Noi purtroppo dobbiamo riconoscerlo. C'è questa emergenza Covid, è stato un surplus di lavoro, per cui non ci ha mai trovato. È brutto da dire, però... Anzi, devo anche domandarti se fate i casting per fare i presentatori, perché devo ancora cercarli in giro. Mi manca, nel mio entourage di cose da fare mi manca in realtà. No, la fortuna è lì, secondo me, ce l'avete voi. Noi in radio ce l'abbiamo adesso, dai. Sì. Adesso che siamo tornati. Teatro, per dirti, ho uno spettacolo il 6 dicembre che non so se farò, almeno per 10 giorni non so se lo farò. È qui nel Veneto? Sì, è a San Donà di Piave all'Astra, alla città metropolitana di San Donà di Piave, che di se ne voglia ha un teatro gigantesco, fatto bene, con spettacoli a livello nazionale e internazionale, perché c'erano i Momix l'anno scorso, per dirti. Sì, e dovremmo esserci il 6 di novembre per i 25 anni di questa compagnia che io sto... diciamo accompagnando, mi diverto anche con loro, per carità loro non sono professionisti, sono amatoriali, però sono degli amatoriali che recitano da 50 anni, quindi mi diverto tantissimo andare con loro, che è la compagnia degli Amici di Cesco di San Donà, anzi faccio il nome, è una promessa che ho fatto ad un regista che c'era in compagnia di comunque farne anche parte, sì, e sto mantenendo anche quella. Però sai, adesso ci prepariamo, sono tutti dei monologhi, almeno l'idea è quella, e quindi riesco a prepararmelo a casa, però per 10 giorni, anzi, è arrivato un messaggio oggi dal regista, per 10 giorni siamo così in stand-by a capire, lo facciamo o non lo facciamo. Però dentro di te dici, ok, non lo farò, ho imparato una cosa nuova, me lo tengo come bagaglio, lo userò quando si potrà. O pensi così? No, certo. O cambi mestiere completamente. Accumuli fieno in cascina, come dicono i toscani. Esatto, no? Esatto. Che quello è molto, molto importante. Esattamente. Senti, Ivan, purtroppo il tempo qua è volato, perché della tua esperienza ci piacerebbe ancora scoprire tanti altri aspetti. Ma poi io parlo anche tanto, quindi scusami. Perché altro non ti parli addosso. No, non ti parli addosso, questo è l'importante. Hai raccontato la tua esperienza, questo ci ha fatto molto piacere. Sì. Per cui, diciamo, in tema di saluti conclusivi, ricordiamo yesradiodance.com. Il sito è www.yesradiodance.com, oppure l'applicazione Yes Radio, è appunto l'applicazione della radio in cui io sono uno degli speaker, anzi saluto tutto il resto degli speaker. Come compagnia teatrale c'è la compagnia degli Amici di Cesco, che è quella che voglio insomma nominare e che saluto. Vi serve una casa, vi serve un appartamento, c'è l'agenzia Season Immobiliare di Caorle, Cavallino, Jesolo, Lignano e Venezia.
pubblicità occulta, poi magari paghiamo... Mettiamo il messaggino promozionale in sovrimpressione. Esatto, e niente, basta. Poi se vuoi faccio quello normale, saluto la mia famiglia, tutti quelli che mi conoscono. Grazie comunque Ivan, buon lavoro. Grazie mille a te. E in bocca al lupo anche se non si dice più. Viva il lupo! Grazie a Ivan Ricci, a voi per averci seguito, si chiude 7 in punto che ritornerà nei prossimi giorni. Buona giornata e arrivederci.